Generale, è un onore, insomma, conoscerla qui a Conegliano perché lei rappresenta un pezzo di storia del Novecento italiano. Qual è il ricordo, insomma, degli anni 70, degli anni di piombo? Glielo chiedo perché con gli atti di violenza che si stanno verificando c'è anche chi dice che potrebbe esserci il pericolo che, insomma, quelle atmosfere possano tornare. Lei cosa ne pensa a riguardo? Era in corso lo strategia della tensione che poi va dal 68 all'85, tanto per intenderci. E io buona parte di questi anni l'ho vissuto in prima persona, testimoniando anche per gli interventi che abbiamo fatto. Io comandavo il nucleo investigativo Carabinieri di Roma e quindi ero, diciamo così, il primo reparto della capitale in trincea, per cui tutti i casi eclatanti, compreso anche il caso Moro, dal suo sequestro del mattino alle 9:05 del 16 marzo del 78, sino ai 55 giorni fatidici del 9 maggio, che alle 13:30 lo trovai cadavere in una macchina targata N Roma 576. Dico anche, mi ricordo molto bene la targa. I primi ad arrivare fu Cossiga, prima Giancarlo Paietta con una sua collega, la giornalista Maffai. Paietta non volle vederlo cadavere, dice: "Me lo voglio ricordare da vivo". Invece la Maffai, che era la giornalista, volle vederle e indomani fece un ottimo articolo sul caso Moro. E quindi poi arrivò Cossiga, il quale bisbigliò qualche parolina, forse anche di preghiera, ci fece il segno della croce e poi disse: "Comandante, abbiamo fallito, io vado a dare dimissioni". E nel pomeriggio, alle 3 del pomeriggio del 78, 9 maggio, diede le dimissioni dal ministro degli interni. E il sottoscritto invece si trovava all'Istituto di Medicina Legale alle 2:40, 2 ore e 40 mi assistette a questa selezione di questo corpo ormai senza vita. Lei ha detto una delle date appunto che rimarranno indelebili nella storia italiana, 9 maggio del 78, come ha giustamente ricordato, fu lei, insomma, nella famosa Renault rossa a trovare il corpo senza vita di Aldo Moro. Qual è stata la sensazione di quel momento? E lei nutriva la speranza di poterlo riportare lei a può casa? immaginare, io lo frequentavo spesso perché il suo studio privato a via Savoia 48 fu oggetto ben 3 volte di tentativo di furto. E qui vorrei anche accennare il particolare di questi tentativi di furto, che lui era restio ovviamente ad esprimere anche le sensazioni, per cui quando andai sul posto e c'era il maresciallo Leonardo, che poi fu ucciso quando lui fu sequestrato, mi chiamò, io vidi la sua scrivania sottosopra, però negli altri locali non era stato toccato. E la prima volta non gli ho detto nulla. La seconda volta, dopo 3 mesi, dico: "Presidente, non dissi ha dei sospetti, perché io ufficiale di polizia giudiziaria non posso far leva sui sospetti, o ci sono elementi di riscontro o altre no". Però sapevo che lui era un po' restio a parlare. Dico: "Presidente, dico, è la stessa mano di quella della prima". E lui non mi rispose. Dopo 4 mesi un altro tentativo, a dire: "No, mo te devo far parlare", e lo provocai. Dico: "Guarda, è un fatto, un reato questo, caro Presidente, che è vicino di casa", dissi io. "Questo è Piazza di Gesù, lei sa che sei Piazza di Gesù, c'era la sede della Democrazia Cristiana, questi sono i suoi", e cercavano il progetto democratico. E allora finalmente lui ha parlato. E lei, comandante, pensava che io avrei lasciato il coso così ingenuamente e facevo trovare il mio progetto democratico? E disse che era però lui non disse: "Non sono stati i miei, furono i suoi, i democristiani". Punto e basta. Infatti una delle domande che volevo farle era se aveva un'idea su chi fossero stati, insomma, un'ipotesi sui mandanti, ecco. A distanza di tempo, c'è qualche rimpianto su
quella che è stata l'azione investigativa che avete portato avanti, secondo lei c'era qualcosa che si poteva fare di più o era impossibile? No, rimpianto non posso dire adesso, non per trovare una scusa plausibile, perché il sottoscritto, che poi venne a sapere che dall'alto, dal vertice della piramide, avevano precluso che venisse a conoscenza. L'unica a non sapere dove era tenuto Moro prigioniero era Cornacchia, sarei io, va bene? No. E dall'alto fu detto, io lavoravo insieme alla Digos, quindi alla polizia, e l'amico mio della polizia aveva ordine al suo capo della polizia parlato di non dire niente a Cornacchia, perché io ero di testa mia. Io non dovevo chiedere notizie ai miei superiori, anzi i miei superiori non sapevano nulla. Io dovevo riferire alla Procura della Repubblica, a De Matteo, che era il capo, e a Sica, che era il pubblico ministero, e a Imposimato, che era il giudice istruttore. Io quando ero arrivato a lui, io stavo tranquillo. E quando me ne accorsi che i nostri rapporti non andavano alla procura, ma andavano ai comitati di crisi, lei si ricorderà i comitati di crisi, e allora l'articolo 21 marzo del 59/78 è molto eloquente. Con quel decreto legge il ministro degli interni, d'accordo Andreotti, preclusero la possibilità all'autorità giudiziaria di intervenire. Non mi faccio dire altro. Per concludere, lei è stato coinvolto nell'azione investigativa di grandi fatti italiani, ricordiamo ad esempio il delitto di Pierpaolo Pasolini, l'arresto di Renato Vallanzasca, Certo. e anche il delitto del Circeo. Del Circeo. Dal punto di vista sia investigativo ma anche umano, che cosa significa trovarsi a che fare con episodi che sono l'apice della crudeltà umana? Noi studiamo anche, il collega lo sa, il governo del personale, per intenderci anche dal punto di vista umano soprattutto. E noi purtroppo abbiamo questo, cioè ci siamo dedicati veramente con spasmo, con impegno, con passione al nostro lavoro, però non dimentichiamo che noi abbiamo a che fare anche col delinquente, noi lo salutiamo, perché ci sono dei momenti in cui noi abbiamo il cattivo e il buono ladrone, no? E tutte e due erano ladroni, però in uno, quello buono, era quello che aveva la sensibilità, l'altro no. E così abbiamo avuto tra i politici chi era sensibile, per esempio, così che era sensibile. Andreotti era un cinico, tutto qua. E io ho a che fare con quello che era sensibile e con quello no. E mi dovevo un po' adeguare fino a un certo punto, perché non è adeguare nel senso diamo ragione a te, no, entra cercando che Moro c'aveva 2 carabinieri, Andreotti ce n'aveva 20 carabinieri di Cornacchia. Grazie mille.